Ucciso e gettato nelle acque del Regent Canal legato a un carrello della spesa. È giallo a Londra sulla morte di Sebastiano Magnanini, 46 anni, veneziano, nato nel popoloso quartiere di Cannareggio, dove tuttora vivono i suoi genitori. Per giorni Scotland Yard ha blancorato nel buio da quando il 24 settembre un passante ha notato il corpo galleggiare nelle acque del canale nei pressi dell'Ileton Tunnel, una zona dove sono ormeggiate molte houseboat. Recuperato dai vigili del fuoco sono stati tatuaggi numerosi sul corpo di Magnanini a permettere l'identificazione ormai certa, tanto che 24 ore fa gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno bussato alla porta della famiglia, subito volata a Londra. Un giallo in piena regola, pochi dubbi che si tratti di un omicidio per la polizia inglese, che si muove per ora nell'ambiente dello spaccio e della criminalità e più volte è tornata a chiedere notizie anche lanciando appelli sui media. Qualche risposta si attende dall'autopsia. Sebastiano Magnanini in Inghilterra probabilmente stava cercando un lavoro come carpentiere. Nella sua vita aveva viaggiato in Colombia, Cambogia, Thailandia. Nel dicembre del 1993 si era reso protagonista del rocambolesco furto di una tela del Tiepolo, l'Educazione della Vergine, sottratta dalla chiesa della Fava a Venezia, dove si era fatto rinchiudere con un complice, potendo agire indisturbato per tutta la notte. Tante le tracce lasciate dai due spinelli fumati in chiesa, una bevuta finale in un bar, pochi mesi dopo l'arresto e la condanna. Segnalato come assuntore di droga, Magnanini a Venezia non viveva ormai quasi più. A Londra la famiglia è assistita in queste ore dal consolato italiano, profondamente scossa sulla vicenda ha chiesto di mantenere per ora il più stretto riserbo.